Salve a tutti, vediamo ora come risolvere equazioni irrazionali con radici quadrate, cioè equazioni nelle quali l'incognita è sotto, può stare sotto l'espressione radice quadrata. Per risolvere dovremo elevare al quadrato entrambi i membri dell'equazione, però dobbiamo ricordarci del quadrato del binomio, useremo sempre. Qui abbiamo il primo termine al quadrato, il secondo termine al quadrato, però abbiamo anche due volte il primo per il secondo, e proprio questo è il punto. Qui non dobbiamo elevare subito al quadrato, perché 3 al quadrato è 9, questa radice al quadrato è quello che sta dentro la radice, però il problema è 2 volte il primo per il secondo, 2 per 3 per questa radice. Se leviamo il quadrato adesso, questa radice rimane. Quindi l'idea è che deve stare da sola da un lato dell'equazione prima di elevare il quadrato. Quindi questo 3 lo porto dall'altra parte. Radice di 2x al quadrato meno 9x meno 1 è uguale x meno 3. Adesso posso elevare il quadrato, perché qui la radice va via e ho 2x al quadrato meno 9x meno 1. A destra ho il quadrato del binomio, x meno 3 in parentesi al quadrato. Allora, x al quadrato meno 2 per x per 3, 6x, il secondo al quadrato è 9. Adesso diciamo che porto tutti i termini a sinistra. Allora, x al quadrato diventa meno x al quadrato, quando va dall'altra parte 2x al quadrato meno x al quadrato, 2 meno 1 fa 1, è x al quadrato. Meno 6x va dall'altra parte, diventa più 6x, meno 9 più 6 è meno 3x, questo 9 va dall'altra parte, diventa meno 9, meno 1 meno 9 è meno 10, è uguale a 0. Uso la formula per equazione di secondo grado, meno b è meno 3 è 3, più o meno radice di b al quadrato meno 3 al quadrato è 9, meno 4ac, 4 per 1, cioè meno 4 per 1 per meno 10, meno 4 per meno 10 fa più 40, tutto fratto 2a che è 2, 3 più o meno, allora 9 più 40 fa 49, radice 49 è 7, fratto 2, abbiamo x1, x2, 3 meno 7 fa meno 4, diviso 2, 3 più 7 fa 10 diviso 2, qui abbiamo meno 2 e qui abbiamo 5. Nelle equazioni irrazionali bisogna sempre verificare le soluzioni, perché potrebbero introdursi delle soluzioni in più. Potrebbero introdursi. Quindi adesso verifichiamo meno 2. 3 più radice di... Allora, meno 2 al quadrato è 4, per 2 è 8. Meno 9 per meno 2 fa più 18, meno 1. E qui abbiamo meno 2. 3 più, allora 8 più 18 fa 26, meno 1 25, radice di 25 è 5. E come vedete non è vero, 3 più 5 è 8, non è uguale a meno 2, quindi questa soluzione è da scartare, non è accettabile. Solo notiamo una cosa: se io porto questo 3 dall'altra parte ottengo 5 meno 2 meno 3. Come vedete qui ho 5, qui meno 5. Questo è un po' il motivo per cui si introducono delle soluzioni in più, perché se noi abbiamo due numeri opposti come 5 e meno 5, entrambi li leviamo al quadrato, otteniamo la stessa cosa, in tutti e due i casi 25. È per quello che si introducono delle soluzioni in più. Ok, verifichiamo l'altra. 5, allora 3 più radice di 5 al quadrato 25 per 2 è 50, meno 9 per 5 meno 45, meno 1 uguale x, quindi 5, 3 più, allora 50 meno 45 è 5, meno 1 4, radice di 4 è 2, 3 più 2 fa 5, 5 uguale a 5, quindi questa è corretta. Adesso vediamo ancora un esempio dove ci sono due radici quadrate nell'equazione di partenza. Radice di 4 meno x più radice di 5 più x è uguale a 3. Allora, in questo caso
non possiamo evitare quello che dicevo che prima, con una radice bisognava evitarlo assolutamente, no? Di elevare il quadrato e avere ancora una radice. Qua dovremmo elevare il quadrato 2 volte e una volta una radice ancora rimarrà, non si può evitare. Però non elevo il quadrato adesso come messo così. E perché? Perché, ok, il quadrato del primo, quadrato del secondo vanno via le radici. Cioè, no, volevo dire questo. Il punto è che quando eleviamo per la prima volta il quadrato, vediamo di eliminare almeno una di queste due radici, almeno una. E quindi almeno una la isoliamo. Questa è la radice di 4 meno x, ad esempio, e quindi portiamo l'altra radice dall'altra parte. Adesso eleviamo il quadrato e quindi almeno una radice ci sparisce. Qui abbiamo 4 meno x. Qua il quadrato del binomio, il quadrato del primo 9, meno 2 per 3 per questa radice, 6 per questa radice, e poi abbiamo questo termine al quadrato, il meno diventa un più e questa radice sparisce, abbiamo più 5 più x. Adesso siamo nella situazione dell'esercizio precedente, quindi vediamo di isolare il termine con la radice, quindi questo termine qua lo porto dall'altro lato, 6, così anche mi va via il meno 6, radice di 5 più x è uguale. Allora, meno x lo porto dall'altra parte, più x più x è 2x. E questo 4 dall'altra parte da meno 4, 9 più 5, 14 meno 4 fa più 10. Adesso, prima di fare altre cose, divido con 2 tutto, perché facciamolo sempre quando si possono dividere tutti i coefficienti per avere numeri più piccoli. Qui 6 diviso 3 fa 2, qua abbiamo 2x diviso 2 è x, 10 diviso 2 è 5. Ok, e adesso siamo nella situazione dell'esercizio precedente, tranne abbiamo questo 3 davanti, ma non è un problema. Eleviamo tutto al quadrato. 3 al quadrato è 9, che moltiplica questo al quadrato che è 5 più x. Qui dobbiamo fare il quadrato del binomio, x al quadrato, 2 per x per 5 più 10x, più il quadrato del secondo è 25. Adesso 9 per 5 è 45 più 9x uguale x al quadrato più 10x più 25. Portiamo tutto dal lato destro, x al quadrato 10x meno 9x è più x, fa 1, no? 10 meno 9, 45 dall'altra parte diventa meno 45, 25 meno 45 fa meno 20 uguale a 0. Risolviamo l'equazione di secondo grado, x1 2 uguale meno b meno 1 più o meno radice di 1 b al quadrato meno 4ac, meno 4 per 1 per meno 20 fa più 80, tutto fratto 2a, 2. Qui abbiamo meno 1 più o meno 1 più 80, 81, radice 81 è 9. Abbiamo x1, x2, meno 1 meno 9 fa meno 10, diviso 2, meno 1 più 9, 8 diviso 2, qui a meno 5, qui 4. Verifichiamo le soluzioni. Proviamo meno 5. Allora, radice di 4 meno 5, 4 più 5, 9, radice di 9 è 3. Qui abbiamo radice di 5 meno 5, 0, quindi più radice di 0 è 0, più 0 è uguale a 3, va bene. L'altra, 4, 4 meno 4 fa 0, radice di 0 è 0, più 5 più 4 fa 9, radice di 9 è 3, è uguale a 3, quindi sono tutte e due accettabili. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.